Buongiorno, in diretta con Focus TG, gran parte di questo notiziario dedicato all'ondata di maltempo che ha nuovamente flagellato il Veneto, quasi tutte le province coinvolte, danni molto seri, soprattutto a Castelfranco dove è esondato l'Avenale. Sono stati oltre 450 gli interventi dei Vigili del Fuoco per questa ondata davvero straordinaria che ha colpito soprattutto le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona, causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando anche col personale speleo alpino fluviale con motopompe e idrovore. In provincia di Padova una delle situazioni più critiche nell'Alta Padovana, nei comuni di Tombolo, Cittadella, Loreggia, Villa del Conte, per l'intensità delle precipitazioni nell'arco di un'ora. L'eccezionale portata d'acqua ha generato l'esondazione del fiume Tergola e del fiume Piovego, nonché del canale Vendura, con l'allagamento di locali e strade. A Vicenza un alto numero di chiamate per allagamenti di piani interrati nei comuni di Torri di Quartesolo e interventi in città a Camisano Vicentino, a Grisignano del Zocco, a Longare e altri comuni della Riviera Berica. A Treviso interventi dei Vigili del Fuoco sempre per prosciugamenti, oltre che in città, anche nei comuni di Silea, Preganziol e Casier. In provincia di Venezia particolarmente colpiti i comuni di Mirano, Salzano e Martellago. Dicevamo che l'Alta Padovana è stata flagellata dai temporali ieri sera, ci sono stati allagamenti diffusi nel cittadellese. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Tombolo, Cittadella, Villa del Conte, San Giorgio delle Pertiche sono i comuni che hanno subito i danni maggiori dai violenti temporali che ieri sera si sono abbattuti in tutta la provincia di Padova. È l'Alta Padovana, a ridosso dell'area pedemontana, la più colpita. A Tombolo, la zona tra via Camatta, Campi Matti e via Battisti ha registrato allagamenti di strade e scantinati. Persone anziane e disabili sono stati trasferiti nei piani alti delle abitazioni dove l'acqua è entrata al piano terra. Il COC della Protezione Civile è stato aperto in serata dal sindaco Luca Frasson e la Protezione Civile è ancora al lavoro. Per alcune ore c'è stato anche un blackout dell'illuminazione pubblica. Anche a Cittadella sono bastati pochi minuti di pioggia per far alzare i canali e fossati dell'intera zona, con la Roggia Cioro che è esondata, allagando numerose strade e rendendo impraticabili anche alcuni sottopassi. Rami caduti per il forte vento a San Giorgio delle Pertiche e canali gonfi d'acqua nella frazione di Arsego. A Villa del Conte la sindaca Antonella Argenti intorno alle 4:30 di notte ha avvisato i cittadini che i canali Tergola e Piovego per la piena avevano tracimato all'altezza delle paratie di sicurezza idraulica dell'Oasi Vallona. Numerosi in quella zona gli interventi dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Vi dicevo, molto seria la situazione a Castelfranco, vediamo queste immagini, è esondato l'Avenale la terza volta nel giro di pochi mesi e c'è esasperazione da parte dei cittadini, soprattutto dei negozianti, perché davvero tutta Castelfranco è rimasta nuovamente allagata, il centro di Castelfranco in particolare. I negozianti hanno nuovamente inserito delle paratie, hanno fatto richiesta di sacchi di sabbia che sono stati forniti prontamente dalla Protezione Civile, ma ancora una volta i danni sono molto seri, soprattutto ai piani terreni. Vedete l'acqua del fiume del corso d'acqua appunto tracimato nel centro della città, allagata completamente piazza Giorgione, tutta la zona del castello, ma anche all'interno fino ai quartieri, diciamo al quartiere più periferico di questa città della Marca. Si sta nuovamente, sono in corso le polemiche per argini non ancora dovutamente rafforzati e per tutto quello che bisognerebbe fare per la manutenzione. Molto è stato fatto, ma vedete che i tombini non riescono a prosciugare le strade, l'acqua rimane in superficie anche perché
abbiamo detto tante volte, c'è una notevole impermeabilizzazione del suolo e quindi l'acqua non scende più nelle falde e rimane in superficie allagando intere città. Vediamo, soprattutto c'è stato, come sapete, un disastro recente in Emilia-Romagna e molti soccorsi sono partiti dal Veneto, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, angeli del fango. Lì la situazione è particolarmente seria perché negli anni non sono stati realizzati i bacini di eliminazione che invece in Veneto sono stati fatti dopo le alluvioni del 2010 e 2012. Il Presidente Zaia ha detto che la Regione vuole raggiungere l'obiettivo dei 23 bacini di laminazione, del rafforzamento di 5.000 chilometri di argini e dell'eliminazione delle nutrie che fanno dei danni enormi. Sentiamo il Presidente. Da un lato abbiamo queste bombe d'acqua, anche questa notte abbiamo avuto 140 mm in poco tempo e questo fa allagamenti, soprattutto scantinati, garage eccetera. Castelfranco sott'acqua, esondato la Venale, ma anche zone come di Cittadella, Villa del Conte, nel Veronese, nei comuni compresi tra San Bonifacio, Bovolone e Isola della Scala, in provincia di Vicenza, comuni tra Vicenza e Torre di Quartesolo e molto altro ancora, Silea, Treviso, Casier. Per quanto riguarda l'assicurazione, io sono stato il primo promotore e il primo a parlarne in tempi non sospetti già dal 2010. Allora, la polizza catastrofale in alcuni paesi viene affrontata. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione, non entro nel dibattito governativo, però dico quello che ho sempre sostenuto. Da ministro io ho portato avanti il fondo di solidarietà, cioè un contributo sul premio dell'assicurazione, quindi sulla spesa che il cittadino deve fare, facendo passare un principio: l'assicurabile non è indennizzabile, come accade in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine, ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questo potrebbe essere una base di partenza, quindi l'assicurabile non è indennizzabile. L'assicurabile non è indennizzabile, ha detto il governatore, e c'è polemica perché molti dicono: ma come, paghiamo le tasse e dobbiamo anche adesso assicurarci contro l'inclemenza del tempo. Vediamo il titolo del Gazzettino: ci sono stati danni anche in altre regioni, un neonato di 5 mesi e la nonna dispersi a Pisa, travolti dal torrente, nubifragio a Castelfranco, come vi dicevamo, la Venale ha rotto gli argini, binari della linea Bassano-Padova sott'acqua, treni cancellati, una bomba d'acqua e blackout, una notte da incubo. Particolarmente colpito anche il Vicentino. Andiamo a Nanto in diretta da Luisa Bertini e Simone Squarcina. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia del sindaco Manuela Vecchiati perché Nanto, qui in Riviera Berica a Vicenza, è una delle cittadine che ha risentito maggiormente da questa ondata di maltempo notturna, così come a Barano Mossano, così come a Longare, insomma sono stati flagellati da questa pioggia violenta, da questo nubifragio violento. Qui ci sono stati allagamenti anche dovuti ai canali che sono stati riempiti dall'acqua che scendeva dalla montagna. Ecco, vediamo anche alle nostre spalle le immagini significative dei danni che ci sono stati qua. Sindaco, cosa è successo stanotte e come siamo messi adesso? È cominciato ieri sera con quelle precipitazioni violentissime che hanno provocato praticamente nella zona di Nanto paese gli allagamenti. Abbiamo dovuto far venire sia la protezione civile che i vigili del fuoco e i volontari del comune. Hanno lavorato tutta la notte fino alle 4:30 di questa. Adesso stiamo pulendo le strade e le famiglie stanno ripulendo le case. Ecco. Lei ha firmato da poco un'ordinanza di chiusura anche di alcune chiuso 4 vie che però non sono a Nanto ma guardano Ponte di Nanto, perché c'è il problema del Bisatto che non scaricava l'acqua questa notte e pertanto queste vie si sono allagate.
Sono due problemi diversi, uno causato dalle piogge torrenziali e dagli scaranti che hanno buttato l'acqua a Nanto e l'altro causato dalla mancata immissione nel canale Bisatto dell'acqua piovana di Ponte di Nanto. Ecco, io prima di tornare a parlare della situazione di Nanto, direttore, se siete d'accordo guarderei insieme quella che è invece la situazione a Torri di Quartesolo, quindi in prossimità di Vicenza Est. Notte di paura, fiumi ancora una volta sorvegliati speciali, scantinati, allagati. Cosa è successo qui a Torri di Quartesolo? Più che i fiumi la rete idrica secondaria, sono caduti 48 mm d'acqua dalle 19 alle 20 e poi altri 48 dalle 21 alle 22, quindi due fenomeni ravvicinati che hanno un tempo di ritorno di 100 anni. Però non sono più 100 anni perché già il 6 e 7 settembre del 2020 caddero a Torri di Quartesolo, in particolar modo a Lerino e a Torri, centro abitato di Torri, 120 mm in poco più di un'ora. Sono quantità d'acqua che mettono in crisi un sistema che è vecchio, soprattutto nei quartieri realizzati negli anni 70, dove le tubazioni non sono più in grado di reggere e quindi il ritorno è sugli scantinati, prevalentemente sugli scantinati. I tombini non ricevono, ma non perché siano sporchi, alcuni saranno anche sporchi, ma il problema è la quantità d'acqua e un sistema di allontanamento delle meteoriche che è oramai inadeguato rispetto al tipo di clima che stiamo vivendo. Io temo anche che i prossimi eventi saranno simili perché se ci saranno, perché mi dicono gli esperti che l'Adriatico è molto caldo, quindi è una carica di energia importante, benzina per le perturbazioni che attraversano il nostro territorio. Ecco, qua che tipo di danni avete avuto e in quali zone? Tanti allagamenti, ripeto, scantinati, garage, interrati, seminterrati, taverne, prevalentemente a Lerino e a Torri di Quartesolo, strade allagate. L'acqua fino a dove è arrivata? Fino al muro. E va coinvolto gli scantinati, i garage? Tutto, adesso vieni a vedere, però... E avete accatastato tutto, adesso tutto da... Lo porta via, tutto, ma è già la seconda volta che ci succede in 4 anni. La prima volta mi portava via 7 macchine e adesso per fortuna la macchina l'abbiamo salvata, però dentro è un macello. Ecco, comunque l'acqua era, come ho aperto il garage, era già dentro, non ci si poteva salvare in nessun modo. Per fortuna è riuscito a portare fuori la macchina. Ecco. Stanotte c'è stato il macello, c'è stata l'acqua alta fino a 1 metro, come vede lì. Siamo messi molto male, abbiamo perso per la 3ª volta. Abbiamo perso tantissimo, non è stato mai fatto niente dal comune, non ci sono aiuti, come sempre, però le tasse noi le paghiamo e non si capisce come mai quando c'è bisogno, il cittadino ha bisogno, non c'è mai un aiuto. Voi siete riusciti a salvare le macchine stavolta? Stavolta sì, per un pelo, perché l'ultima volta sono state 2. Si capisce bene che... Adesso state un po' accatastando quello che è rimasto di asciutto? Sì, stiamo cercando appunto di salvare il salvabile, diciamo. E anche qui si cerca di salvare il salvabile. Testimonianze da Torri di Quartesolo, qui altrettanto oggi si lavora per ripristinare il più possibile la situazione. Lei invitava i cittadini anche a segnalare quali sono le potenziali criticità. Sì, è importante avere sinergia di intenti sia fra cittadini, istituzione e enti terzi. Pertanto enti terzi mi riferisco consorzio di bonifica, la forestale, il genio civile, perché bisogna mettersi a un tavolo. Purtroppo sono eventi che succederanno sempre più di frequente, bisogna creare sinergie di intenti e di soluzioni perché i comuni da soli non hanno questa possibilità.
possibilità, non hanno né mezzi né strutture per fare questo. Ciò nonostante io ringrazio tantissimo la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, Via Acqua, tutti quelli che sono intervenuti perché lo hanno fatto in maniera sollecita in piena notte. Il sindaco, è proprio a proposito di questo, volevo ricordare che nel Vicentino in tutto sono state 112 le chiamate proprio arrivate ai Vigili del Fuoco. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Molte grazie a Luisa Bertini, alla sindaca di Nanto, Simone Squarcina per la parte tecnica. Vediamo anche a Mirano ci sono stati allagamenti, questa è una foto tratta dalla Nuova Venezia. Strade e garage allagati, davvero tanta acqua nel giro di pochissime ore, come diceva il Presidente, sono bombe d'acqua che colpiscono delle zone molto ristrette a volte, lasciando invece intatte zone che non sono interessate da precipitazioni così localmente intense. Problemi anche a Silea, dove per noi è andato Cristian Arboit. A te, Cristian. Partiamo da una stretta di mano tra il sindaco Rossella Cendrone e il signor Maurizio, una stretta di mano di solidarietà perché è stata una notte difficilissima a Silea, sindaco Cendrone. Sì, molto difficile perché appunto prima con la bomba d'acqua, dopo la mezzanotte, che quindi ha subito determinato un fiume d'acqua, letteralmente un fiume d'acqua su via Roma, via Posta, e via Lanzaghe e via Callalta. Poi quando la quantità di acqua dall'alto è diminuita è cominciata l'esondazione del Melma e quindi si è ingrossato il Melma fino a esondare. E sono decine le abitazioni, le attività anche commerciali rimaste sotto. Signor Maurizio, questa è la sua abitazione? Sì, questa è la mia abitazione, avevamo le paratia e sono entrati qui 20 centimetri d'acqua e siamo riusciti. Siamo andati a letto, non si poteva fare niente e stamattina abbiamo aperto la paratia che non c'era più, è venuto fuori tutto il resto di acqua. Dove è arrivata l'acqua? Ci può mostrare? L'acqua è arrivata fino qua. All'incirca 30 centimetri in questa zona. Anche di più perché questa è una zona molto più bassa e si alza più di tutto l'acqua, mezzo metro là così. Insomma si è trasformata in un fiume sostanzialmente questa zona. Un fiume, fino a mezzanotte la pioggia ha durato fino a un'ora, ma di continuo, una roba tremenda. Grazie signor Maurizio, grazie davvero. Sindaco, ci può accompagnare verso via Macello e sul ponte, che così vediamo anche i livelli del Melma, questo fiume che si è ingrossato ieri sera a dismisura, tanto che è esondato. Sì. Sindaco, ma si è capita la causa? Perché parlando con alcuni residenti parlano di una pompa non funzionante. Qual è la causa? La causa appunto dell'ingrossamento del Melma è chiaramente l'acqua che arriva da monte, quindi da Carbonera per capirci, che però questo fenomeno è frequente dopo che ha smesso di piovere, il fiume si ingrossa e di fatto voi adesso lo potete vedere a un livello di 2,20, mentre ieri sera il livello raggiunge un livello di guardia a 2,60, ma ieri sera è arrivato a 2,99. Fino ad arrivare al livello della pavimentazione ed esondare, proprio perché c'è stata una crescita molto veloce. I due fenomeni sono stati slegati, quello della bomba d'acqua e poi della successiva innalzamento, quel successivo innalzamento del livello del Melma, e quindi eravamo in attesa. Ma i fenomeni ormai non sono più emergenziali, sono ripetuti, si ripetono queste bombe d'acqua, lo facciamo presente da anni al Consorzio, al Genio Civile, che devono aiutare il Comune a gestire questo tipo di problematiche, perché sono loro gli enti competenti sul bacino del fiume Melma e il Genio Civile per quanto riguarda le rive. Noi abbiamo bisogno di questi due enti che ci diano risposte sulla gestione, perché il Comune
comune può attivare la protezione civile come c'è stato ieri sera, e ringrazierò sempre i volontari di protezione civile che sono attivi assieme alle forze dell'ordine, coi carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco che sono stati pronti, ma il problema è che è sempre più difficile determinare questi fenomeni, anche perché ieri c'era semplicemente un'allerta sui temporali di tipo giallo, quindi un livello di attenzione, non immaginavo lei dice una cosa del genere. Senta Sindaco, possiamo avvicinarci un attimo alla panetteria. In questi minuti lei sta passando casa per casa e sta dando anche delle indicazioni tecniche. Salve, siamo su Antenna 3, possiamo disturbarla solo un attimo. Che notte è stata questa per Silea? Bagnata, una notte bagnata. Comunque siamo qui, ci stiamo dando da fare e non ci sarà niente che ci abbatte, perché lo spirito è forte e faremo di tutto per poter, diciamo così, limitare i danni. Quello che dobbiamo imparare da questa lezione è che per la prossima volta dobbiamo essere pronti. E per la prossima volta saremo pronti, Sindaco. Grazie a lei. Certo, ammirevole lo spirito del Signore. Il problema è come essere pronti se le problematiche conosciute da anni non vengono affrontate in maniera sistematica e sinergica con gli enti che ne hanno competenza. Io ripeto, anche in maniera provocatoria, ma giustamente provocatoria. Dobbiamo avere la collaborazione con gli enti preposti. Dalla Regione Veneto al Genio Civile, al Consorzio di Bonifica, i comuni, i sindaci non possono essere lasciati soli di fronte a questo fenomeno. Lei chiede lo stato di emergenza? Sicuramente, lo stato di calamità naturale, adesso stiamo attivando le procedure e stiamo appunto già lavorando con Contarina per poter, infatti stiamo passando tra le varie famiglie di Via Roma, in particolare Via Poste, proprio per intanto liberare dai rifiuti, dagli ingombri eccetera, che si rende necessario proprio per rendere fruibili le aree e poi per pulire le aree. Adesso stiamo agendo con appunto liberando gli scantinati e facendo questi primi interventi, e poi ci sarà anche la fase cosiddetta burocratica dove i cittadini speriamo possono fare conta dei danni e richiesta di quelli che sono i risarcimenti. Grazie Sindaco Cendron, grazie davvero, buon lavoro. Con Simone Merlo mostriamo appunto anche Via Macello, quella è la zona appunto di Via Macello, questi livelli del Melma, poi attraversando la strada andiamo su Via Roma, dove sono diverse le abitazioni finite sott'acqua. Ecco, questi i livelli del Melma, ci sono degli addetti che stanno controllando che ramaglie e rami non si incastrino sotto i ponti, perché in questo momento ostruirebbero chiaramente il passaggio e potrebbero provocare anche altri allagamenti. Questo quindi il torrente Melma, qui i segni dell'inondazione della notte. Ci sono anche diversi residenti, diverse persone, tutti si stanno rimboccando le maniche. Buongiorno signori, siamo in diretta su Antenna 3, posso chiedervi come... Insomma, qua è una devastazione, preferisce di no? Un disastro. Un disastro. Cioè, io e la mia compagna sono i risparmi. Viviamo qui da 2 anni e è tutto qui. Bastano. Tutto distrutto. Tutto distrutto. Mezzo metro di acqua dentro casa. Scusate, ma veramente. Ecco, comprensibile la reazione di questo cittadino. Qui ci sono tanti danni, appunto le persone si stanno rimboccando le maniche. Grazie Simone. Questo è un altro angolo colpito di Silea, colpito pesantemente. Siamo sempre nella zona di Via Roma, dall'altra parte c'è Via Macello, quindi una situazione in evoluzione. Con il sindaco che avete visto e sentito, per il momento appunto da Silea è tutto. Grazie molte, grazie a Cristian Arboit. Vediamo il titolo del giornale di Vicenza: maltempo
nella notte, Torre di Quartesolo nuovamente sott'acqua, 7 frane ad Arcugnano e smottamenti a Barbarano Mossano. Vediamo anche l'Arena di Verona, garage e cantine, sottopassi sott'acqua, allagamenti nell'est e nella bassa veronese. Insomma, come vedete sono le immagini che abbiamo dato tantissime volte. Voltiamo pagina, torneremo sul maltempo con i nostri inviati a Castelfranco, ma adesso andiamo a Padova, dove si sono svolti i funerali di Chiara Iaconis, la ragazza padovana che è stata colpita a Napoli da una statuetta di onice caduta da un balcone ed è morta. 2000 persone alle esequie, in diretta Valentina Visentin. Si sono conclusi pochi minuti fa i funerali. Sul sagrato restano ancora alcune persone, ma erano davvero tantissime quelle che si sono strette questa mattina alla famiglia di Chiara Iaconis, circa 1 migliaio di persone che ha gremito la grandissima basilica di Santa Giustina per l'ultimo addio a Chiara, morta a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta lanciata dal terzo piano di un balcone. Tanta commozione con il feretro di Chiara che è entrato in chiesa ricoperto di girasoli, il fiore che lei tanto amava e che tanto ricordava il suo sorriso così solare e molto dolce. La bara accompagnata da mamma Cristina, papà Gianfranco, la sorella Roberta e ovviamente il fidanzato Livio. All'inizio della funzione è stato letto anche un messaggio di cordoglio da parte del vescovo di Padova, Monsignor Cipolla. Presente per l'amministrazione comunale il sindaco Sergio Giordani con gli assessori Cera, Benciolini e Bressa per esprimere appunto l'affetto della città di Padova alla famiglia di Chiara. C'era anche il gonfalone listato a lutto del comune di Napoli che è stato mandato qui a Padova in rappresentanza con il messaggio di cordoglio inviato dall'assessore al turismo Teresa Armato, che ha detto: sono ore difficili, io sono sempre stata accanto alla famiglia a Napoli e in queste ore ho il cuore con loro a Padova. E poi ci sono stati toccanti ricordi fatti dalle zie di Chiara che hanno ricordato la sua presenza così allegra e solare quest'estate durante le vacanze a Locri in Calabria, paese d'origine del papà di Chiara. Ciao Angelo, adesso proteggici dal cielo, ha detto un'amica ricordando la bellezza e la caparbietà di Chiara. E poi ovviamente le parole di Livio, il fidanzato, che ha augurato buon viaggio alla sua amata Chiara. Sto vivendo una contraddizione, ha detto Livio, sono felice di averti conosciuto, ma allo stesso tempo sono giorni di grande dolore. Se mi avessero detto questo è tragico epilogo, sceglierei comunque di rifare tutto quello che ho fatto, perché sono stati 2 anni davvero bellissimi quelli trascorsi accanto a te. Le parole toccanti di Livio e poi di Roberta, la sorella, che ha letto una poesia indiana. La celebrazione è stata condotta da Don Carlo Cavallin, ex parroco della Madonna Incoronata, la parrocchia dove Chiara era cresciuta. Adesso io vi lascio con le sue parole, da segnalare anche la presenza dei colleghi arrivati da Parigi. Una delegazione di Prada si è stretta commossa alla famiglia di Chiara. Io vi lascio con le parole di Don Carlo Cavallin, a cui è toccato appunto oggi il compito di portare conforto ai genitori e a tutta la famiglia di Chiara. Siamo in tanti, il nostro amore per Chiara e soprattutto l'affetto che si è scatenato in questi giorni nei confronti dei genitori di Roberta e di Livio, da parte della città di Napoli, da parte della città di Padova, da parte dei tanti amici, tante persone, è il regalo che Chiara ci fa, per dirci che l'amore è sempre più forte e l'amore che noi abbiamo per Chiara rimane, anzi diventa più grande. Dobbiamo solo avere la pazienza di rimetterci in cammino, di guardare avanti, di non disperare. Ci saranno i momenti in cui ci mancherà di più, ci saranno le lacrime che scendono, queste lacrime nel tempo diventeranno più dolci
saremo contenti di aver vissuto tante cose belle insieme a lei. È importante avere anche buoni ricordi nella vita. Ci faranno un po' di male, ma saranno sempre buoni ricordi, nella certezza che Chiara, come tutti i nostri cari, cammina con noi. Tragico destino di una splendida ragazza. Adesso cambiamo ancora una volta pagina e andiamo a Chioggia, perché c'è stato un incidente, un errore sul lavoro durante la posa di cavi da parte di alcuni operai. Sono stati frantumati i murazzi, e l'ira del sindaco Mauro Armelau, che è insieme a Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui sul punto incriminato. Siamo insieme al sindaco che adesso sentiremo immediatamente, ma vogliamo prima farvi vedere che cosa è successo. Guardate, ieri stavano posizionando dei cavi dell'Enel e hanno distrutto, come vedete, i murazzi. Voi sapete che i murazzi sottomarina sono una barriera in pietra di Istria che è stata innalzata dalla Repubblica Serenissima nel Settecento per riparare l'abitato dalla furia del mare. Dunque sono un patrimonio storico del territorio, e ieri questi operai per posizionare questi cavi li hanno distrutti. Qui appunto, come avevi anticipato direttore, c'è il sindaco di Chioggia Mauro Armelau. Allora sindaco, uno scempio che ha fatto arrabbiare, oltre a anche abbiamo sentito il consigliere Montanariello, altri consiglieri che sono intervenuti. Anche lei ha detto basta violentare la città, perché spieghiamo bene che nella dare l'ok all'avvio dei lavori era specificato che i murazzi non andavano toccati. Esattamente, infatti ovviamente io ho parlato di violentare la città perché la nostra città, come tante altre città, sono ovviamente interessate da tanti interventi di messa, di aggiornamenti anche della rete idrica, delle fognature, Enel, Italgas, la fibra poi lì sarebbe da fare un capitolo a parte. È chiaro che qui l'autorizzazione viene data dall'ufficio dei lavori pubblici del comune, l'autorizzazione, ma in quella autorizzazione ci sono tutta una serie infinita di prescrizioni, e la prima era proprio quella di non toccare la parte ovviamente dei murazzi, che è un reperto storico, è un patrimonio ovviamente che non ha valore, che ovviamente comprende, che ha la nostra città chiaramente. Quindi la prima prescrizione era proprio quella di non toccare i murazzi. Ecco, quindi è un'autorizzazione che è stata mandata ad Enel Distribuzione, poi Enel si affida alle proprie aziende, insomma alle proprie società private per effettuare il lavoro. Ecco, quindi... una volta, sindaco, è venuta fuori la questione, aspetti che provo a spostarmi un attimo, è arrivata sul posto la sovrintendente, sono arrivate anche le forze dell'ordine, l'area è stata posta sotto sequestro, i lavori sono stati immediatamente sospesi, giusto? Esatto, sono stati sospesi, l'area è stata sequestrata, ovviamente qui c'è scritto anche da chi, dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, ma la coincidenza è stata che proprio alle 9:30 io ho avuto un incontro con la soprintendenza, ecco, con l'architetto che segue la zona di Chioggia. Sapete che zona è una città delicata e anche tanto vincolata, proprio per delle problematiche che riguardavano il centro storico, la pavimentazione da rifare, di lavori che devono essere comunque autorizzati anche dalla soprintendenza. Poi ho finito l'incontro a Chioggia con la soprintendenza, sono andate da altre parti e poi sono stato avvisato appunto dai lavori pubblici che stava succedendo questo a Sottomarina. Ecco, e abbiamo approfittato, nel senso buono del termine, perché l'architetto della soprintendenza è venuta proprio qui sul posto e si è resa conto di persona di quello che stava succedendo. Io ieri veramente mi sono arrabbiato, perché ho detto basta violentare la nostra città, perché è vero che i lavori non possono essere vietati, perché se servono vanno eseguiti, però devono essere anche adottate tutte quelle precauzioni che sono scritte nelle autorizzazioni che dà il comune. E poi qualcuno ovviamente dice ma il comune deve controllare. Guarda che la nostra città è interessata da migliaia di cantieri che non sono ovviamente cantieri comunali, ma sono autorizzati sì dal comune, ma è praticamente e fisicamente impossibile controllare tutti i cantieri. È chiaro che le prescrizioni devono essere rispettate e qui chiaramente non sono state rispettate. Qui è stata proprio veramente danneggiata una parte storica
di un valore immenso che ha ovviamente la nostra città nella parte che riguarda Sottomarina. Ma adesso che cosa succederà? Allora, come comune stiamo già lavorando da parecchio tempo su un regolamento per le manomissioni del suolo pubblico, perché quando sono arrivato nell'ottobre del 2021, ovviamente dopo pochi mesi mi sono reso conto che i ripristini che dovrebbero essere fatti a regola d'arte da parte delle società che intervengono per fare i più svariati lavori, ripeto, gas, corrente, Enel, Veritas, i ripristini devono essere fatti a regola d'arte, perché impropriamente delle volte i cittadini si arrabbiano perché a parte le buche sulle strade, ma si arrabbiano appunto perché dopo il cantiere non viene ripristinato bene il manto stradale. Parliamo delle cali di Chioggia come degli asfalti che ci sono anche a Sottomarina, e quindi è chiaro che dobbiamo dotarci di un regolamento comunale, che adesso, scusate ma ci sono mosche. Chioggia è sprovvista di questo regolamento comunale, adesso lo porteremo in commissione, poi in consiglio comunale, perché lì stangheremo, nel vero senso della parola, senza nessuna pietà, tutte quelle società, quelle imprese che intervengono per fare i lavori ma non ripristinano i luoghi come li hanno trovati. Ecco, quindi lì non avremo nessuna pietà, nessuna tolleranza, perché veramente mi sono stancato di prendere parole da parte dei cittadini su ripristini fatti male o magari non fatti o ritardati. Ecco, perché poi la gente lì si fa male, cade, fa causa al comune, il lavoro non è nostro, dobbiamo rivalerci sull'altra società che non la fa. Quindi è chiaro che ci vuole un regolamento e poi lì andremo ovviamente ad applicarlo in maniera ligia. Ecco, Sindaco, in velocità, per capire la parte che è stata distrutta qui, che cosa succederà? Beh, qui sicuramente verrà fatta una denuncia. Penso che ieri c'era anche l'architetto della soprintendenza che era andata dai carabinieri, è stata chiamata dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme anche alla polizia locale, ai tecnici dei lavori pubblici, e appunto avrà ovviamente informato anche del danno, che c'è dell'articolo preciso che tutela appunto i beni ambientali. Insomma, adesso ovviamente verrò informato tra oggi e domani su quello che accadrà, però io mi sento in dovere di dire che questa impresa, al di là di non so adesso il nome di questa impresa che stava lavorando per conto di Enel, cioè perdiamo anche il conto di tutte le imprese che lavorano a Chioggia, ma ripeto, questa qua io, se avessi la possibilità, la interdirei proprio dal fatto di dover lavorare ancora nella nostra città, perché anche un operaio, perché non voglio far ricadere la colpa su un operaio che deve magari eseguire un ordine, no? Ecco, però qui ci dovrà essere comunque un capo di questa impresa. In base all'esperienza capiranno che qui queste cose sono vincolate, sono intoccabili. Però abbiamo visto che qui purtroppo hanno scavato col martello pneumatico e hanno distrutto questa parte qui. Quindi ognuno si assumerà la propria responsabilità. Grazie al sindaco Armelau, qui da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio da Chioggia. Torniamo ai danni provocati dal maltempo, ma soprattutto a cosa la Regione intende fare per prevenire altre situazioni molto gravi e drammaticamente dannose per il territorio. Vediamo cosa hanno detto ieri lo stesso Presidente Zaia e l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacin. Per la messa in sicurezza del Veneto dal rischio idrogeologico, dal 2010 ad oggi la Regione ha portato a termine più di 2 miliardi e 100 milioni di euro di interventi, aprendo oltre 3.000 cantieri. Al momento, dei 23 bacini di laminazione previsti, ne sono stati realizzati 10. Il piano che abbiamo messo in campo è un piano molto corposo che vale quasi 4 miliardi di euro di opere, ne abbiamo realizzate oltre 2 miliardi, vuol dire che abbiamo passato la metà, ma c'è ancora molto da fare e si continua in questa direzione. Recuperare i fondi, lottare con la burocrazia che è spesso molto complicata, una strada in salita, però gli obiettivi li abbiamo chiari e continuiamo in questa direzione. Sul fronte burocratico le difficoltà sono ad esempio quelle incontrate dalla legge regionale del 2016 che consentiva di andare in deroga per motivi di sicurezza al taglio degli alberi dentro i corsi d'acqua. È stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché di materia statale. La priorità oggi è comunque mettere in sicurezza i 5.000 chilometri di argini di competenza della Regione
persone e gli altri 3.000 dei geni civili, messi a rischio dagli animali selvatici come tassi e nutrie che in alcuni casi li hanno resi una gruviera. Bisogna prendere coscienza che oggi questa è diventata la vera sfida, non più il sormonto arginale dell'acqua, per quello lo sistemiamo col bacino di laminazione, ma lo sfondamento arginale. Nel 2010 abbiamo avuto ben 32 argini sfondati e penso che sia fondamentale avviare un progetto di eradicazione totale. C'è poi un'altra emergenza, quella dei tombini che non riescono in caso di nubifragi a smaltire sufficiente acqua da evitare allagamenti. Spesso presentano dimensioni pensate quando eventi così violenti erano piuttosto rari. Oggi risultano sottodimensionati, quindi anche non è una competenza della Regione, ma chi ha la competenza penso debba dotarsi di un piano per arrivare a rifare le reti meteoriche dimensionandole per gli eventi che stanno capitando sempre più frequentemente. E sono i comuni. Sono le amministrazioni locali, ma io non voglio additare nessuno, però i comuni sono senza soldi anche loro, purtroppo i virtuosi sono quelli che pagano di più le conseguenze dei tagli che accadono. Servizio di Filippo Fois, oggi in regia Renato Capoglia e Italo Morao, ma che tempo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo al nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno generale, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. C'è stato un passaggio veloce di un sistema perturbato, veloce, ma ha scaricato una quantità di acqua veramente imponente. Un solo dato, in 2 ore praticamente, o poco più, sono caduti quasi i millimetri che cadono per tutto il mese. Insomma, ecco, pensiamo che tutto il mese di media di settembre cadono tra i 70 e i 75 millimetri di pioggia. Siamo intorno ai 60-70 millimetri questa notte e questa mattina, questa notte soprattutto. Quindi naturalmente ha creato dei problemi e così. Adesso è passato velocissimo veramente, il cielo si è rasserenato, c'è ancora naturalmente un po' di sconvolgimento nell'atmosfera, delle nubi anche intense sembrano, ma gli effetti poi sono pochi, non sono previste piogge per le prossime ore e prossimi giorni, se non qualche fenomeno residuo, qualche brevissima pioggia, questo stesso per oggi e poi per sabato, ecco, venerdì e sabato, ma ripeto, non dovrebbe più verificarsi un evento come quello di questa notte, che non si può dire nemmeno più eccezionale, perché ormai l'eccezionalità si ripete e quindi diventa la normalità. Ecco, chiedo anche al politico Giancarlo Iannicelli, è stato presidente del Consiglio Comunale di Treviso e sa benissimo quali sono anche le dinamiche degli interventi contro i dissesti idrogeologici, però volevo chiederle un parere sulla proposta di assicurare le abitazioni nelle zone che sono a rischio. Cosa ne pensa, generale? Perché molte persone dicono ma insomma noi paghiamo le tasse e dobbiamo anche assicurare. No, ma l'assicurazione non è che fanno beneficenza, quindi sapendo di questo intanto sarebbero carissime, anche se poi essendo naturalmente obbligatorio, ma poi ripeto, i danni bisogna, come dire, prepararsi ai danni e cercare qualche rimedio. Sai, non è che con l'assicurazione poi non ci sono grossi allagamenti che diventano sempre più ampi e sempre più disastrosi. Mi sembra, sì, uno se vuole si assicura, ripeto, ma con questo già vedete sulle auto che non è obbligatorio assicurarsi contro i danni del maltempo. Una volta veramente costavano pochi euro aggiungersi questo rischio, pagare questo rischio. Adesso è quasi impossibile perché giustamente i fenomeni si ripetono. No, il problema è più ampio, ripeto, questi fenomeni interesseranno sempre più, ripeto, come lei ha sentito in tante altre volte, ci siamo visti, il Veneto è sottoposto veramente a una delle regioni più esposte ai cambiamenti climatici. Questo non vuol dire che sono tutti disastrosi, però come cambiamento, perché abbiamo già l'acqua alta, le montagne, Vaia, l'acqua alta e tante altre cose. Però devo anche dire, e con onestà intellettuale, non certo da politica e da persona di parte, che forse il Veneto è stato quello che sta affrontando con più puntualità questo problema, perché abbiamo detto tante volte che non è che
anche se non tutti smettiamo di andare in macchina o se non consumiamo più petrolio, cambia la situazione. Questa è una cosa che sarà lentissima da tornare, ammesso che possa poi tornare indietro, quindi che non ci sia sì il fattore uomo ma anche un fattore naturale di questi fenomeni. Quindi appurato insomma che non cambia, pure se ci mettiamo tutti in ginocchio a pregare, in pochi anni non cambierà la situazione, dobbiamo prepararci a questi eventi, a questa nuova situazione, a questo nuovo panorama. E il Veneto, diciamo, con le vasche di laminazione, abbiamo visto con le allerte della protezione civile per Vaia, quindi sta affrontando nel modo giusto, nel modo pratico e dovrà affrontare sempre più. Non tutte le regioni hanno capito, sentivo l'ultimo intervento, è vero, lo diciamo da anni, io lo dico veramente, non voglio io lo dicevo, ma veramente da anni tutte le progettazioni si rifanno a parametri relativi a un clima di 30 anni fa, di 20 anni, è cambiato tantissimo nel progettare le fognature, i tetti, ecco, con il vento, perché oltre alla pioggia un altro fenomeno che non interessava il Veneto è quello del vento molto forte, quindi i tetti, cioè la tegola appoggiata, ormai non si può più, perché un vento così forte che si vede con Vaia, ma anche in altri momenti, e fa volare tutto, solleva veramente il tetto. Quindi dobbiamo rivedere tutto, è vero, i parametri, poi non so a questo a che è dovuto, perché gli ingegneri, gli architetti quando fanno delle progettazioni hanno dei parametri a cui si devono attenere, anche se poi si mantengono comunque, come dire, di manica larga, ma si devono rifare tutti questi parametri, perché abbiamo un altro scenario, proprio un totalmente diverso, e l'abbiamo visto, perché pure quello di oggi, sinceramente, lo dico, noi proprio con Antenna 3, le previsioni di venerdì avevamo detto che le piogge potevano essere abbondanti, però sono state veramente una cosa straordinaria, velocissima, e non c'erano nemmeno tutti questi allarmi così forti per queste piogge, che mi risulta, insomma, ho sentito oggi in giro che ha creato diversi problemi, poi in un'area piuttosto vasta, perché da Treviso, nel Padovano, salvo quella, stranamente salvo quella di Belluno, dove in genere ci sono precipitazioni molto intense. Generale, grazie molte, grazie davvero per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie al generale Giancarlo. Perché bisogna essere allerta adesso con questo tempo. Grazie molto generale, grazie. Allora andiamo avanti con la cronaca. Ieri sera un'intera puntata di Focus dedicata al coraggio di Giacomo Gobbato, il 26enne che ha difeso una donna aggredita da un moldavo armato, che non ha esitato a sferrare colpi di coltello contro Giacomo Gobbato e anche un suo amico, e Gobbato purtroppo ha perso la vita. È stato convalidato l'arresto dell'assassino, cittadino moldavo di 37 anni. Nel giorno della convalida dell'arresto del cittadino moldavo di 37 anni accusato dell'omicidio del 26enne Giacomo Gobbato e del ferimento dell'amico Sebastiano, il fratello di Giacomo, accompagnato da 2 amici, ha deposto un mazzo di fiori in Corso del Popolo a Mestre, dove il giovane è stato ucciso. Il moldavo, difeso dall'avvocato Tiziana Nordio, è stato posto in custodia cautelare in carcere, una decisione del giudice che il difensore non ha voluto commentare. Nel frattempo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Giacomo Gobbato, con le bandiere e il gonfalone di Venezia esposti a mezz'asta in tutti gli edifici comunali. La data del funerale non è ancora stata fissata. Dopo il momento di raccoglimento di amici e compagni del centro sociale Rivolta in Corso del Popolo, sarà la volta del raccoglimento dei fedeli per una preghiera nello stesso luogo dove Giacomo è stato ucciso. I residenti della parrocchia del Sacro Cuore si troveranno per un momento di cordoglio. Durante il sit-in, gli amici di Giacomo, assieme ai genitori, hanno ricordato l'energia e l'impegno del 26enne, esprimendo dolore e rabbia per la sua morte. Il padre di Giacomo, Luca Gobbato, ha descritto suo figlio come un ragazzo amato da tutti, generoso che si prendeva cura degli altri con spirito di abnegazione, appassionato di musica e tatuaggi.
Una tragedia annunciata per molti residenti della zona che segnalano da tempo problemi di criminalità tra Via Piave e Corso del Popolo. C'è troppa delinquenza, non c'è controlli, una roba spaventosa. Alla sera poi una certa ora bisogna stare a casa. Giacomo è stato tragicamente accoltellato mentre cercava di difendere una donna dall'aggressione di un senza tetto di origine moldava che tentava di rubarle la borsa. Il 26enne, insieme agli amici del centro sociale, aveva sempre cercato di aiutare gli emarginati della città, offrendo loro accesso a servizi di assistenza, supporto adeguato, opportunità di lavoro e una casa per una vita dignitosa. Un uomo che molti non vogliono dimenticare. Nel tempo del dolore non servono parole, a volte bastano gesti che sono carezze che curano, abbracci che stringono, sguardi che dicono tutto. Così hanno scritto i suoi amici sui social, ringraziando Zero Calcare per la vignetta dedicata a Giacomo. Servizio di Nicola Marcato, ieri sera veglia di preghiera proprio in Corso del Popolo, teatro dell'omicidio, e c'era per noi Filippo Fois. Sono tanti i mestrini e non solo che questa sera sono arrivati in Corso del Popolo, proprio a pochi metri da quel tratto di marciapiede in cui Giacomo Gobbato ha perso la vita in una maniera così cruenta a 26 anni, sabato attorno alle 23. Questo momento è stato organizzato dalla parrocchia Sacro Cuore come momento di preghiera, di raccoglimento, poi sono arrivati anche molte associazioni e comitati. Per esempio qui c'è Michele Boato di Ambiente Bene Comune. Boato, che cosa volete testimoniare con la presenza? Bisogna che la città si unisca, che ci sia più comunità, perché queste cose si risolvono solo se la città vive e anche si difende. Non solo per le pattuglie della polizia che non ce la faranno mai a intervenire in tempo. Deve esserci, quello che è successo è assolutamente grave, però è il segno che anche questa cosa di un giovane che non si volta dall'altra parte è la strada che bisogna, però dobbiamo essere molti di più. Oggi c'è ancora troppo menefreghismo. In effetti c'è parecchia gente, però noi vediamo che comunque è stata riempita quasi tutta i luoghi sotto al liceo Guggenheim, però adesso noi ci interrompiamo perché è il momento della preghiera. Il Signore la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Lei ha concluso dicendo: andate in pace e non giratevi dall'altra parte. Penso che il grande messaggio che ci ha dato questa morte sia un messaggio molto forte di speranza, perché avere il coraggio oggi, dove tutti si sono dall'altra parte, dove sembra quasi che la parola del buon samaritano sia di un'autorità bestiale, ecco, sapere che c'è gente che perde la vita per aiutare qualcuno è una luce abbagliante. E questo girarsi a parte, non girarsi dall'altra parte, vuole essere proprio quello che ho detto un po' prima, anche che non possono essere solamente parole, ma se non facciamo un passo indietro, anche nei nostri interessi, anche nelle nostre tasche, quelle riprendiamoci la città, riprendiamoci Mestre, sono solo parole. E purtroppo, come ho paura che succeda fra una settimana, dopo magari ci sarà il momento del funerale, ma speriamo che questa morte non sia invano e porti luce, e porti vita in questa città che ne ha bisogno e se lo merita anche, per dire la verità, ecco. Fabio, come è cambiata per esempio la composizione della sua parrocchia, la composizione dell'area in cui lei predica? Beh, io sono arrivato da poco, sono solo 4 anni e l'ho già trovata ben strutturata così. Questa parte, cioè quella che è vicina a Fincantieri e a Venezia, è la zona più, come si chiama, abitata dai Bangladesh, però non sono loro il problema. Ha il problema della droga, ma non sono solo il problema quello. Però posso dire una cosa, ci saranno anche difficoltà, però questa comunità, come
ancorati e così via, fanno ancora un po' da ricettacolo. Abbiamo la fortuna di avere un patronato che fa anche l'integrazione, un teatro che propone qualcosa. Diciamo che fortunatamente possiamo ancora dire qualcosa e creare qualcosa. Perciò ripeto, secondo me oggi più che mai dobbiamo parlare di vita, di speranza e di luce. Ecco. Le parole del parroco sul delitto, sull'omicidio di Giacomo Gobbato. Avete visto tanti cittadini e c'erano tanti ragazzi del centro sociale Rivolta a cui Giacomo Gobbato apparteneva. Non sono finiti gli accoltellamenti, non sono finiti. È stato accompagnato in carcere il dipendente di un locale del centro a Padova, protagonista di una violenta lite. È stato sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Padova ha disposto la sostituzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali per il dipendente del locale del centro che aveva accoltellato un cliente accompagnato in carcere. Deve scontare una pena a 3 anni e 2 mesi per maltrattamenti e lesioni. Inoltre il questore Marco Dorisio ha disposto il DASPO Willy per 3 anni dai locali di tutta la provincia. È stato così sospeso l'affidamento in prova. I poliziotti hanno accompagnato in carcere un 51enne romano, dipendente di un locale di Galleria Tito Livio, dopo che venerdì 20 settembre era stato denunciato dagli agenti per lesioni aggravate, in quanto responsabile di una violenta aggressione con accoltellamento ai danni di un cliente al termine di una violenta lite. Gli agenti avevano recuperato il coltello con una lama di 13 cm. Ora, a distanza di qualche giorno, nei confronti del 51enne, già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico e già destinatario di diverse misure cautelari, il questore di Padova ha adottato anche la misura di prevenzione dell'avviso orale e del DASPO Willy, vietandone l'accesso ai locali dell'intera provincia per la durata di 3 anni. Servizio di Federico Fusetti, vediamo a Vicenza un'altra rissa, sempre con le coltellate, in corso San Felice, 2 stranieri che sono rimasti feriti anche dai cocci di bottiglia impugnati come coltelli, che sono finiti all'ospedale. Ma succede sempre, spesso. Non è più una notizia. Non è più una notizia. Così, con la rabbia repressa quasi con rassegnazione, i residenti di Corso San Felice reagiscono all'ennesimo episodio di violenza che ha visto coinvolti 3 stranieri. Qui sembra non destare più il clamore degno di una notizia. Un accoltellamento dopo una rissa notturna, infatti, sembra quasi essere diventata la normalità da queste parti. Per la cronaca, ancora una volta il fatto è avvenuto nei dintorni del Parc Cattaneo poco prima di mezzanotte. Protagonisti 3 cittadini marocchini che avrebbero discusso molto animatamente per questione di droga, una discussione che in breve si trasforma in rissa, tanto da allarmare i residenti che chiamano le forze dell'ordine. I primi ad arrivare gli agenti di polizia locale che trovano 2 dei 3 soggetti con ferite da taglio provocate da cocci di bottiglia affilati come coltelli. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del SUEM, uno ha riportato ferite superficiali alla schiena, l'altro più grave viene ricoverato in codice arancione per una ferita più profonda all'addome. I commercianti, oggi provati dal ripetersi continuo di questi eventi, non vogliono più esprimersi davanti ai microfoni. Delusi dalle istituzioni che non sembrano recepire i loro appelli, preferiscono non denigrare ulteriormente il loro quartiere, già compromesso dal degrado sociale. Il tema è significativo perché al di là della sicurezza, del degrado, ci sono i risvolti legati anche al valore che può avere un esercizio pubblico qui, oltre alla pelle che rischiano i cittadini vicentini a vivere in situazioni in cui pare esserci un'amministrazione comunale totalmente assente, disinteressata, vittima di se stessa e di un'apatia decisionale incapace di dare risposte. C'è tutto anche il tema di quella che è una filiera che viene penalizzata non solo in termini di sicurezza ma proprio anche in termini economici. La questione è dunque anche politica. Si preannuncia rovente il Consiglio Comunale di domani, prevista la discussione
Commissione su Polizia Locale e sulla mozione presentata da Fratelli d'Italia per l'istituzione di un fondo straordinario per commercianti vittime di furto e danneggiamenti. Abbiamo chiesto più volte spiegazione al sindaco e all'amministrazione che deve in primis farsi capo della voce di questi residenti che sono allo stremo. Chiederemo probabilmente nelle prossime ore un consiglio comunale ad hoc per parlare del tema della sicurezza, nonché il sindaco che è anche assessore alla sicurezza. Servizio di Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza. Un minuto di pubblicità e torniamo da voi. Nuovo in diretta con Focus TG, sarà probabilmente un processo lampo, quello a carico di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. La famiglia ha chiesto 2 milioni di risarcimento e probabilmente la sentenza uscirà il 3 di dicembre. Alle 9.30 è iniziato il processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso, che, come annunciato, non era presente in aula, così come assenti i suoi genitori. Accanto all'avvocato, come sempre composto nel suo dolore immenso, il padre di Giulia, Gino Cecchettin. A presiedere la Corte d'Assise di Venezia, formata da 6 uomini e 4 donne, il giudice Stefano Manduzio. Il processo è sulle responsabilità personali, ha spiegato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi. Il processo deve svolgersi nelle aule giudiziarie e deve svolgersi con i diritti che anche l'imputato ha dalla nostra Costituzione, ma dal Codice di procedura penale. Quindi questo è il processo. Un processo lampo che terminerà con tutta probabilità il 3 dicembre con la lettura della sentenza. Turetta sarà sentito in aula il 25 e il 28 ottobre. Filippo Turetta, ovviamente, su indicazione anche del suo difensore, è consapevole che debba rendere conto di quello che ha commesso alla comunità, prima di tutto, al suo giudice, alla Corte d'Assise, e poi ovviamente non solo alla comunità, alla Corte d'Assise, ma anche ai prossimi congiunti, anzi per certi versi in primo luogo ai prossimi congiunti di Giulia Cecchettin e alla memoria di Giulia. Nessun test verrà sentito in aula perché è stato richiesto e condiviso da tutte le parti in causa l'intera acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari. L'obiettivo pertanto che si è prefisso sul piano tecnico giuridico Filippo Turetta è quello di chiedere sostanzialmente un abbreviato, non contando o non potendo beneficiare della riduzione di 1/3 di pena. Si riduce così il calvario processuale per la famiglia della povera Giulia, uccisa, lo ricordiamo, con numerose coltellate. Tutto sommato per il mio assistito, per Gino Cecchettin, ma evidentemente anche per tutti gli altri familiari, è comunque un bene, perché ripercorrere con l'esame dei testimoni, con l'esame delle consulenze, una vicenda che è dolorosissima, non siamo in grado neanche di quantificare come, allevierà sicuramente il dolore. La celerità a fronte di un'attività di indagine completa, analitica, imponente, supportata da dati di sostegno come la messaggistica, come i vocali, così imponente come una cattedrale gotica, per noi è stata una scelta importante, è una scelta che abbiamo condiviso. Nessuna richiesta di vendetta, ha spiegato l'avvocato Gentile, ma una pena giusta. I legali della famiglia hanno fatto poi sapere che 1 milione di euro è quanto stimato possa essere un risarcimento che Filippo Turetta dovrà alla famiglia di Giulia. Il collegio giudicante ha escluso dalle parti civili 2 comuni di Fossò e Vigonovo e le associazioni a tutela delle donne. In pratica, delle 12 parti civili rimangono il padre Gino, i fratelli Elena e Davide, la nonna e lo zio. Sì, ha destato grande impressione il video esclusivo delle reti Mediaset in cui si vede l'interrogatorio, una parte dell'interrogatorio del giovane Achille nel carcere veronese. Vediamo il servizio del TG5. Sì, è un servizio dove manca l'audio, ma ecco le dichiarazioni del ragazzo.
Allora questo era un servizio del TG5, mancava l'audio, ma avete visto le immagini di Filippo Turetta durante l'interrogatorio in cui raccontava le fasi che hanno preceduto l'omicidio. Sentiamo ieri cosa ha detto in tribunale a Venezia il padre di Giulia, Gino Cecchettin. Io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. Quello che è previsto dalla legge e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni e quindi sono sicuro che la pena giusta sarà quella che la giuria deciderà di comminare. Ha aspettato la pausa a fine della mattinata prima di parlare con la stampa e con il garbo e la compostezza di sempre ha espresso piena fiducia nella giustizia. Nessun giudizio, nessun desiderio di vendetta. Gino Cecchettin, il papà di Giulia, mostra ancora una volta la sua forza d'animo nonostante il dolore lacerante che si rinnova e che gli fa mettere in forse la partecipazione alle prossime udienze del processo nei confronti dell'assassino di sua figlia. Oggi penso sia un atto dovuto e di rispetto verso la Corte e i giudici e nel proseguio vedremo, deciderò di volta in volta. Oggi non sto sicuramente bene, ma non c'è giorno che io non pensi alla mia Giulia e a tutto quello che ho perso con lei. Non nomina mai Filippo Turetta Gino Cecchettin e non teme di incontrarlo in aula se sarà presente. No, perché dovrei. Il danno ormai l'ha fatto. Ma secondo lei dovrebbe venire per il processo e per rispetto a... È a sua discrezione, non entro nel merito, non sta a me giudicare. Se potesse dire qualcosa a Filippo cosa direbbe? Non avrei niente da dire. Un processo, quello per il femminicidio di Giulia, che ha un'enorme attenzione mediatica. Gino Cecchettin ne è consapevole e rifugge ogni spettacolarizzazione, ribadendo l'impegno incrollabile contro la violenza di genere attraverso la fondazione che porta il nome della figlia. Un conto è giudicare un reato, un altro prodigarsi per far sì che questo non succeda in altro modo, e questo lo farò con la fondazione e assieme a tutte le associazioni che stanno lottando contro la violenza sulle donne. Vediamo se riusciamo a sentire la voce di Filippo Turetta durante l'interrogatorio a Verona. Sentiamo un video che è stato dato in esclusiva da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. 18 dicembre 2001. Si tratta dell'omicidio volontario di Giulia Cecchettin, il suo sequestro e poi l'occultamento del suo corpo. Lei in questi 3 fatti si riconosce come responsabile oppure no? Sono responsabile, sono colpevole, sono responsabile di questi fatti, sì. Inizi per cortesia a raccontarci. Stavamo tornando a casa sua, era ancora presto e non volevamo salutarci ancora e siamo fermati lì nel parcheggio. Eravamo in macchina, stavamo parlando, volevo darle un regalo. Che regalo? Un peluche piccolo, non tanto grande, marroncino, una scimmetta, mostriciattolo. Avevo uno zainetto in cui tenevo vari regali da farle. C'era un'altra scimmia di peluche, una lampada piccolina e poi c'era un libretto di illustrazione, i mostri si lavano i denti, e volevo darle questo peluche e lei si è rifiutata, insomma, di prenderlo. La cosa mi dava anche parecchio fastidio, io magari continuavo a insistere per darglielo e abbiamo iniziato a discutere, ho iniziato a parlare del fatto che dovevo smetterla di farle regali, di dedicarmi così tanto a lei, perché ero ancora troppo dipendente, troppo attaccato, troppo appiccicoso con lei. Aveva deciso, insomma, che dovevamo
tra virgolette, il nostro rapporto, stava sentendo con un altro ragazzo. Come si chiamava? Eric si chiamava. Io ovviamente le urlavo che non era giusto, avevo bisogno vitale di lei, del nostro rapporto, mi aveva promesso che non sarebbe mai più tornato insieme a me in qualsiasi caso, e stavo male, pensavo di suicidarmi, ho detto si era urlato tipo sei matto, culo, lasciami in pace. Ha preso e è uscita dalla macchina. Uscita dalla macchina, queste le frasi di Filippo Turetta che hanno preceduto poi il racconto, le varie fasi dell'aggressione che hanno preceduto poi l'omicidio al servizio esclusivo di Rete 4, Gianluigi Nuzzi, con quarto grado. Sentiamo la nonna di Filippo Turetta, intervistata ieri durante la prima udienza. Sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza. Secondo me, se io fossi Turetta, sarei stata presente, nonostante tutto, però ognuno la pensa a modo suo. Carla Gatto è la nonna di Giulia Cecchettin, presente in aula all'apertura del processo per il femminicidio della nipote. Dovrebbe metterci la faccia, dice, riferendosi all'assenza di Filippo Turetta alla prima udienza, ma nonna Carla non commenta oltre la scelta della difesa. Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto. È quasi un anno che è successo, 8 mesi circa, no? Per noi è 8 mesi di atroce dolore, ce l'abbiamo là. Ecco, la nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto insomma c'è. Un dolore immenso, sempre composto, pacato, quello della famiglia di Giulia Cecchettin, con la nonna che ricorda con dolcezza la nipote e la sua gioia, la sua allegria. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene molte volte non paga. Chiede giustizia alla famiglia di Giulia, ma su quale sia la pena davvero giusta per il suo assassino, nonna Carla non si esprime. Io non sono un giudice e non intendo giudicare nessuno. Un messaggio a Filippo Turetta, se potesse dirgli qualcosa, nonna Carla, cosa gli direbbe? Non me la sento. Penso se ha un po' di coscienza, parlerà la sua coscienza. Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin. Andiamo di nuovo con un break pubblicitario, torniamo subito. I 100 giorni dal suo insediamento a sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco sta affrontando con una grande determinazione i tanti problemi di una città importante come Bassano. E domani, tra l'altro, sarà reso noto il nome di chi diventerà il vice del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, incarico che Finco ha ricoperto prima di candidarsi a primo cittadino di Bassano. Vediamo. Nicola Finco tocca quota 100, anzi a dire il vero quota 90 giorni dal suo insediamento a primo cittadino di Bassano. Tempo di bilanci dunque che per qualcuno sono eccessivamente affrettati, forse perché Finco ha promesso un cambio di passo e volendolo prendere alla lettera, quel qualcuno sta usando un tachimetro e non un metro di giudizio per valutare il lavoro fatto finora dalla nuova amministrazione. Facciamo un breve riassunto. È stata sbloccata la questione del nuovo commissariato con l'arrivo vero e non annunciato senza averne ragione di 6 milioni di euro in città.
Andiamo avanti. In 90 giorni è stato istituito il tavolo tecnico permanente sul PFAS, è stato preso effettivamente in mano il faldone polveroso del piano Mar, dove, tra parentesi, non si sono viste impronte dell'ex sindaca Pavan. Si è lavorato sugli affidamenti del PNRR per ottenere i finanziamenti nei tempi previsti e sono partiti progetti importanti per ridurre i rischi idrogeologici a Valrovina, Campese e Sant'Eusebio. Troppo veloce? Evidentemente sì, vista la narrazione promossa da qualcuno che forse non si è ancora scrollato di dosso le ragnatele dell'immobilismo degli scorsi 5 anni. A proposito di ragnatele, stranamente adesso sul Ponte Vecchio non se ne vedono più. Per carità, tutto è migliorabile, soprattutto il dialogo con i cittadini che dopo 5 anni di silenzio sono giustamente bramosi di essere ascoltati, come è successo in questi 90 giorni sul fronte sanità con tutti i sindaci del Bassanese che, ricordiamolo, hanno dato uno dei voti più bassi all'ULSS 7 degli ultimi anni, dando voce proprio alle problematiche della gente. E anche in questo caso il cambio di passo con Finco c'è stato, visto che nell'era Pavan ha spesso regnato un ingiustificato silenzio della sindaca sul tema sanità locale. Insomma, dicevamo, tutto è migliorabile perché sicuramente c'è molto da migliorare. Forse i passi fatti potranno essere considerati dei passetti, ma sempre meglio di restare fermi e usare il tachimetro solo per misurare quanto tempo abbia perso Bassano negli ultimi 5 anni. Il servizio di Alex Giuliano è sempre in attesa che il sindaco Finco torni a Focus e ci contiamo. Sindaco, vediamo adesso che cosa come sta intervenendo il primo cittadino sulla questione dei nomadi. Il caso nomadi sembra arrivato a una svolta che vede l'amministrazione comunale impegnata in un dialogo con i presidenti dei quartieri per ascoltare i problemi, ma anche e soprattutto per vagliare insieme le possibili soluzioni. Ci troviamo di fronte a una famiglia di bassanesi perché sono cittadini bassanesi. Adesso ho convocato per domani sera una riunione con l'intercomitato dei quartieri e i presidenti di quartieri Pre e San Lazzaro per trovare una soluzione condivisa. Noi oggi dobbiamo trovare una soluzione di buon senso in quanto c'è una famiglia con dei minori, quindi non possiamo assolutamente lasciarli per strada senza i servizi basilari, quindi penso che tra persone di buon senso troveremo la soluzione più opportuna, perché non basta dire non li voglio da me, meglio metterli in un altro quartiere, la soluzione deve essere condivisa. Parola d'ordine dunque è condivisione e verrebbe da dire un passo in avanti rispetto al passato, quando il problema è stato tollerato per oltre 1 anno e mezzo. Intanto il sindaco Nicola Finco depenna quella che a detta di qualcuno sembrava poter essere un'opzione, portare i nomadi nell'ex caserma Fincato. La caserma Fincato ha una progettualità che sta avanzando, quindi una progettualità che riguarda il sociale, quindi con la realizzazione del market solidale ma anche con appartamenti protetti, e poi c'è l'idea di realizzare il polo della protezione civile, quindi è un'area che un po' alla volta deve essere sistemata e è una delle porte d'ingresso della città, quindi anche gli attuali nomadi che oggi che non sono nomadi ma sono dei giostrai prossimamente saranno trasferiti, quindi vuol dire che quella è un'area che va completamente riqualificata e quindi non troveranno spazi né i nomadi né i giostrai in futuro. Torniamo ai danni provocati dal maltempo questa notte, è stata un'ondata davvero violenta. Andiamo di nuovo a Castelfranco, anzi a Sant'Andrea, oltre il Muson, da Christian Arboit e Simone Merlo per la parte tecnica. A te Christian. Sì, buongiorno direttore, hai detto bene, siamo a Sant'Andrea oltre il Muson, è una frazione di Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto che veramente è senza pace, è stata un'estate difficilissima e anche questa prima parte d'autunno inizia nel peggiore dei modi. Meno acqua delle volte scorse ma un evento molto più diffuso. Siamo stati poco fa in centro, le solite scene che più volte vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, ci siamo spostati anche nelle frazioni. Qui con me c'è Stefan che risiede proprio qui lungo la strada principale del paese, via Lama. Questa Stefan è la tua abitazione, la porta d'ingresso. Cos'è successo questa notte? Fine del mondo, mi mancava la barca, andare a Venezia,
acqua alta 60 cm, acqua in casa e casino fino alle 4 mesi, sempre stato in giro di pulire sulla finestra qua, butta acqua fuori, come per non succedere come altra volta, come è stato prima ondata, un'altra volta 3-4 mesi fa, che abbiamo buttato via lavatrice, mobili, vestiti, di tutto. Perché per te questa è la seconda volta in un anno? Sì, seconda volta. E per me posso dire manutenzione non si fa e passa come via vai e arrivederci. Sono passato e non che do colpa a nessuno, bisogna fare qualcosa, se no qua siamo... E qua l'acqua è arrivata da sotto sostanzialmente? No, dall'altra parte, perché c'è un'altra, come si dice, un fosso, diciamo così, che ha una griglia e là quando si intappa viene dai campi dappertutto e si intappa. Quindi probabilmente ieri sera c'è stata questa pioggia battente e questa griglia si è in qualche modo... E poi l'acqua si fa la sua via. È arrivata fino al bar. È andato, quando era ondata alta, è andato fino di là a destra, sinistra, dappertutto, e dopo quando si è ritirata è rimasta qua è una busa. Ecco, sono appena passate tra l'altro le spazzatrici del comune per mettere un po' a posto, perché prima c'era tutta melma. Sì, era tutto fango. Fin dove è arrivata l'acqua, ci puoi indicare? Sotto soglia, se vuoi filmare qua, sotto la soglia, che dal mezzo della strada 65 cm, dal mezzo della strada, ho misurato ieri sera, per vedere se cala o no. Una vera e propria vasca, insomma. Sì. Una piscina. Ho detto prima, mancava la barca per andare a Venezia. Grazie Stefan, grazie davvero, ci hai dato un'immagine molto precisa. Tra l'altro, insomma, siamo poco distanti anche dalla frazione di Bella Venezia, sempre qui a Castelfranco, e anche a Bella Venezia ci sono stati dei problemi questa notte. No, assolutamente, anzi mi sono stufato di prendere elettrodomestici, non ho fatto la denuncia, che non sono assicurato e basta, tutto qua. Non sono assicurato, in senso che abito in affitto. Quindi l'altra volta avevi riportato dei danni? Sì, ma non ho preso una lira, perché non ho fatto la denuncia, nel senso. Stavolta è andato un po' meglio? Sì, no, perché mi sono attrezzato, ho fatto le sponde a posto, tutto qua, e è andato bene questa volta. Grazie Stefan, grazie davvero per questa tua testimonianza. Questo è il paese, quindi l'acqua è arrivata, come ci raccontava Stefan, fino alla chiesa e anche oltre. Salve, buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta, lei è qua residente? Venire a vedere una piscina in casa? Andiamo, vediamo. Non so se direttore hai tempo, anzi facciamo così, probabilmente non c'è più tempo. In via Papani qua è entrata l'acqua a casa mia, ci sarà 30 centimetri di acqua ancora lì, ho chiamato i pompieri e mi hanno detto che non possono venire. E allora andiamo, ci mostri, siamo in diretta con il direttore Baccialli, dove si trova? Andiamo a piedi. Andiamo a piedi, che intanto, allora, ci racconti innanzitutto stanotte cos'è successo. Allora, è impossibile, secondo me, che un fiumiciattolo come la Brantella possa allagare un paese così, anche perché io sono nato qua e ti dico che non ho mai visto in 3 mesi, come è successo, è già la seconda volta che capiti una cosa del genere. Vuol dire, io ho parlato anche con la protezione civile, mi hanno detto che non riescono a capire cosa è successo e chi ha chiuso qualcosa, perché un fiumiciattolo così dopo un quarto d'ora era già tutto il paese allagato. Impossibile, hai capito? Anche perché la pioggia che è venuta giù non era
un nubifragio come dicono, assolutamente. Quindi lei mi sta dicendo il cambiamento climatico qui c'entra poco? Ma non c'entra niente, qui me l'hanno confermato anche quelli della protezione civile che non riescono a capire come mai succeda queste cose qui. Hai visto il fiumiciattolo lì? Sì. È un fosso, non è niente di più, hai capito? E di conseguenza vuol dire che qualcuno chiude qualcosa. L'ipotesi più probabile è, siccome il fiumiciattolo converge col Muson, probabilmente qualche paese chiude. È chiaro che chiudendo l'acqua non corre più e qui allaghiamo. Quindi c'è una scarsa comunicazione anche fra enti, lei dice? Ma sicuramente, dai, qui è una cosa, come si può dire, fatta, hai capito? Non è una cosa climatica, non c'entra niente, assolutamente. Adesso, guarda, andiamo a casa mia, è già la seconda volta che capita. Non è possibile. L'altra volta era maggio o giugno? Mi sembra maggio. Quindi alla prima ondata? Sì, guarda, vedi dove arrivava l'acqua? Noi siamo alti, però qui fa tutto il giro il fossato che ti dico io e se non va via si ferma e allaga, hai capito? E qui, guarda, siamo arrivati. Quindi questa notte qui era tutta una vasca, una piscina anche qui? Guarda, se avevi la barca potevi andare via. Ecco, quindi questa è l'immagine che ci ha dato prima anche il signor Stefan. Sì, Stefano lo conosco bene, è un romeno. Guarda, andiamo di qua. Ma lei l'altra volta che danni aveva riportato a casa? Sui 5.000 euro. 5.000 euro? Sì. Elettrodomestici che cosa? No, c'erano 3 armadi, una stirella, 2 scarpiere con tutta la roba dentro e io ho fatto 2 camminate, le ho portate all'ecocentro qua, abbiamo fatto le foto, però risposte zero. Quindi al momento lei non ha ricevuto... No, assolutamente. Ma come lei immagino anche altri suoi vicini di casa. Certo, ma guarda che qui, vedi quella strada lì? Era tutto un lago. Adesso ti faccio vedere perché per fortuna noi abbiamo finito basso. Noi adesso in che via siamo precisamente? Via Fapani 20. E qua appunto in tanti sono finiti sotto, scantinati. Sì, anche quella casa lì, quella di là, tutto il circondario qua. Okay. Quindi la sua casa è quale è questa? Adesso mi ripete il suo nome? Guagno Giampietro. Ecco, il signor Giampietro ci mostra in che situazione si trova la sua abitazione per la seconda volta in questi... Quindi è la seconda volta che questa casa finisce sotto in pochi mesi, un copione che si è ripetuto più volte, appunto, non solo a Castelfranco Centro, non solo nel Salotto Buono. Ecco, ci mostri. Abbiamo appena finito di pulire, vieni a vedere, guarda, qui, guarda, riesci a fare, fai, illumina, perché qui è da finire per fortuna. Ecco, qua non ci riusciamo, signor Giampietro, perché è scuro. C'è 45 centimetri di acqua. Quindi là ci sono 45 sì, centimetri. attento alla testa, e qui l'abbiamo fatta venire qua per fortuna. Guarda, il pellet l'abbiamo messo subito in giro, però gli armadi, tutte quelle cose lì, riesci a vedere? Vedi? Per fortuna che abbiamo questo, perché altrimenti sarebbe stato un disastro. Abbiamo chiesto ai pompieri e niente, non sono venuti. Quindi lei è in attesa di intervento? Certo, perché adesso andrò a prendere una pompa a immersione per tirarla fuori, insomma, perché se arriva un'altra ondata cosa facciamo?
Sì, se si mette a piovere anche stasera, lei dice... Vedi, qui abbiamo sollevato tutto, abbiamo dei mobili vecchi, antichi e sarebbe un disastro. Abbiamo già buttato via 2 mobili vecchi, 2. Andati proprio persi, erano vecchi, non di 50 anni, di 200 anni. Allora io, signor Giampietro, la ringrazio davvero per la sua disponibilità e il suo racconto. Ti dico che se non fanno qualcosa viene fuori il casino. Perché tanti cittadini, tra l'altro, adesso sui social dicono dobbiamo protestare. Lei parteciperebbe a una manifestazione? Ma certo, perché non è possibile, hai capito? No. Io è 35 anni che abito qua e non ho mai visto una cosa del genere. Hai visto il fiume Ciatolo lì? È un fosso. Com'è possibile che facciano una cosa del genere? Vuol dire che c'è qualcosa che converge sul fossato. Abbiamo dovuto subito veloci perché altrimenti... Guarda che l'altra volta abbiamo buttato via 60 sacchi. 60? Di questi. Allora, signor Giampietro, grazie davvero. Quando valeva no? 4 euro come adesso, che valeva 10-12 euro. E quindi insomma una spesa significativa anche per grazie Simone Merlo, che insomma non sono collegamenti facili questi, ma sono storie che dobbiamo raccontare, perché questa storia la dobbiamo moltiplicare per 10, 20, 30, 40, non solo qui a Castelfranco Veneto, ma in buona parte della Marca Trevigiana e ovviamente del Veneto. Uno stillicidio quindi di danni, e ci lasciamo con questo interrogativo: davvero questa volta c'entra il cambiamento climatico? Signor Giampietro, io la lascio perché devo dare la linea al direttore Baccialli. Direttore, ti restituisco la linea e poi appunto ritorniamo dal signor Giampietro. Grazie molte Cristian, grazie a Simone Merlo, perché come dicevi non sono collegamenti impegnativi, anche perché vi siete fatti 1 chilometro a piedi con la telecamera, insomma davvero grazie, complimenti ai nostri colleghi, ai nostri giornalisti, ai nostri tecnici sempre mobilitati sulle nostre reti, sulle reti di Media Nord-Est quando ci sono queste ondate di maltempo, per non parlare delle vere e proprie calamità che abbiamo seguito per tanti anni ormai. Grazie per averci seguito fin qui. Stasera a Focus parleremo ancora del maltempo. I nostri registi Renato Capoi e Italo Morao. Buona giornata, arrivederci.